24 anni di Cegedaccio, siamo nella solita cornice che appunto vede protagonista questo evento, siamo all'Ente Fiera e un'altra edizione del Cegedaccio pronto a strabiliare tutte le generazioni, dagli adulti ai più giovani, perché davvero è un evento che riesce a coinvolgere tutti. Allora andiamo a vedere un po' quali sono le emozioni di questa edizione del Cegedaccio. Mister, your eyes are full of hesitation. She makes me wonder if you know what you're looking for. Quali le emozioni di questo Cegedaccio? Vedo che è entrato nel clima della festa. Sì, è una bellissima occasione per festeggiare un po' gli anni della musica, quella bella, quella buona. E quindi per me è la seconda volta, l'ho scoperto da poco e sono tornato più che volentieri. Perché non è qua di Udine? Di dov'è? No, io vengo da Casarsa. E quindi ovviamente questo è un appuntamento che riesce a raggruppare non solo le persone udinesi, non solo gli udinesi, ma appunto anche da fuori Udine. Si rivivono tanti ricordi con queste canzoni. Assolutamente sì, beh, questa poi è mitica e forse una delle più belle canzoni del mondo, credo. Quali sono le vostre canzoni preferite di questi anni? Guarda, non ce n'è una che non ci piaccia. Siamo qua per ballare perché adoriamo ballare e fino a che non finisce siamo qua. Fino alla fine. Quali sono i ricordi che suscitano queste canzoni? Quando andavamo al liceo. Liceo. E io un po' sono più vecchia, un po' più da ragazzina. Qualche situazione in particolare? Beh, la Cegedaccio, quella che ha dato il nome alla festa. Sì, guarda, ci teniamo proprio a venire a questa festa, veramente. Un bel déjà vu. Assolutamente sì. Come sta andando la serata? Vedo che vi state divertendo. Ma dov'è la Roberta? Vieni! Ecco anche la Roberta. Come sta andando, Roberta? Bene, grazie. Allora, il look tipicamente hippie, direi. Siamo hippie? Sì, diciamo di sì. O se no, chi stiamo impersonificando? Ma non saprei, mi piaceva così. È un look adatto alla festa, invece lei? Anni 70, ragazza mia. Canzone preferita degli anni 70? Ah, Vines. Per lei? Bello. Cosa vi ricordano queste canzoni? Alla, devo togliere la parrucca? Adesso dalla pista da ballo passiamo dietro il banco, perché ovviamente al Cegedaccio, oltre a ballare e a divertirci, c'è anche chi lavora. E allora andiamo subito a vedere come si lavora e come ci si diverte. Al Cegedaccio tocca anche lavorare. Beh, per forza, ogni tanto. Com'è la situazione? Tanti cocktail, tante le richieste o comunque una festa che si mantiene su livelli medi a livello di alcolici? Beh, direi che innanzitutto c'è un bel equilibrio tra gente giovane e gente un po' più grande, un po' più matura di noi. Il bello è che accomuna tutte queste due persone sotto il punto di vista musicale e alcolico in una festa fantastica. Se dovessi creare il cocktail Cegedaccio, come lo faresti? Ci sono già due cocktail Cegedaccio, il Ceghe Cuba e il Ceghe... Scopriamo anche questo, quindi cocktail Cegedaccio sono? Ceghe Cuba e il Ceghe Mojito. Inventiamone un terzo questa sera, vai, una new entry. Beh, sicuramente ci metterei un po' di Havana e un po' di gin per accomunare. Giustamente. Viene fuori un bordello. Siamo qui con Renato Pontoni, l'anima di questa festa. Renato ci tiene sempre tantissimo a sottolineare lo spirito di gruppo di questo Cegedaccio. Renato, 24esimo anno, tanta soddisfazione. Beh, insomma, la soddisfazione sì, perché la squadra anche questa volta si è comportata bene, di gente ce n'è parecchia, ce n'è tanta, quindi siamo contenti. E che dire, quando la gente si diverte, tutto funziona, non ci sono problemi, noi siamo contenti anche noi. Sottolinei sempre questo concetto di squadra, siete in tanti a lavorare ma sono anche in tanti a partecipare, dagli adulti ai più giovani, tantissimi anche i ragazzi che partecipano al Cegedaccio. Beh, insomma sì, ma questo è il futuro. Poi senti adesso questa canzone qua, Ti amo di Umberto Tozzi, perché quest'anno sono i 40 anni di Ti amo. Questa scatena i romantici. Sì,
questa è Chick to Chick, i lenti, e quindi sono emozioni che trasmetti a queste persone che ogni 6 mesi ritornano, si iscrivono al sito, ci cliccano sui social e noi andiamo avanti con la nostra squadra, come dicevo prima, con tanta soddisfazione. Renato, sono tante le edizioni che vanno avanti, appunto, che si susseguono, sempre qui nel contesto dell'Ente Fiera. Tanti saranno anche i progetti dei prossimi anni. Beh, intanto andiamo in crociera tra poco, andiamo a Savona, Barcellona, Marsiglia, una cosa di 3-4 giorni. Ceghedacio va in crociera? Sì, ci facciamo questa cosa un po' diversa perché ce lo siamo un po' meritati, tra virgolette. Il prossimo anno, 25 anni, non sappiamo ancora cosa fare, ma abbiamo delle idee e questo è già qualcosa. Sì, sono tante le idee, ma dobbiamo adesso ascoltare questa canzone che scatena ovviamente un sacco di emozioni. Sì, tu non eri ancora nata, però... Però questo è un tormentone anche per noi più giovani, quindi me la godo anch'io. Però queste cose qua funzioneranno sempre perché hanno lasciato proprio un segno indelebile nella musica. E allora contiamo di Umberto Tozzi, io direi che possiamo concludere questo scambio e andare a ballare. Certo, buon Ceghedacio a tutti, grazie. Siete giovanissimi, vi piace il Ceghedacio? Certo, una figata. Una figata? Figata. Perché? Perché a noi ci piacciono gli anni 80, poi è una figata. Vedo che ti devi essere particolarmente divertito durante questo. Inaga. Canzone preferita degli anni 80? Canzoni preferite? Riccardo Zoni in America. Questa? Ne hai altre? Dai, dimmele tutte, elencami le tue canzoni. Mora, Tarzan Boy, Errol Brown, Buddy Racking. Venite al Ceghedacio che ci si diverte un mondo. Ci siamo spostati all'esterno del padiglione dopo aver guardato quello che è un po' la situazione dove si fa da bere, c'è anche da mangiare al Ceghedacio. Che cosa si fa qua? Stasera abbiamo fatto le pizze offerte gentilmente da Roncadin, che Dario Roncadin è sempre un signore perché ha offerto in questo evento le pizze e abbiamo fatto le pizze. Beh, allora visto com'è il clima all'interno del padiglione credo che avrete da sfornare ancora parecchie pizze. Ne abbiamo ancora 400 e finché ci sono pizze faremo pizze. 400 pizze, io andrò dentro a fare un appello allora. Sì, ad ora penso cos'è? Sarà l'una adesso. Quante pizze avete sfornato finora? 600. Quindi 1000 pizze questa sera per il Ceghedacio. Esatto, siamo arrivati a 600 e noi siamo qua disponibili ad arrivare a 1000 pizze, volentieri, perché questo siamo il primo anno. È una manifestazione fantastica e spero di ripeterla in futuro. Ceghedacio raduna tutte le generazioni, perché alla tua età si viene al Ceghedacio? Ma allora anche un po' per staccare dalla solita musica da discoteca che c'è, è sempre bello venire comunque qua, incontrare tante generazioni e ti diverti un mondo, cioè alla fine non è solo per chi ha vissuto questi tempi, ma anche per noi. No, ma è anche per noi, anche perché queste canzoni non muoiono mai, quindi le ascolteremo sempre anche noi e le ascolteranno anche le generazioni future. Allora, dato che so che sei un appassionato di questa musica, canzone preferita? Up and Down, dai, su. Cantante preferito? Cantante preferito Eddie House. Vi state divertendo? Tantissimo. Ma è la prima volta qua al Ceghedacio? No, vengo sempre. Allora è una sicurezza se venite sempre. Veramente. Qual è la canzone preferita di questi anni? Preferisco tutte. Senza esclusioni. Senza esclusioni. Va bene. Buona serata allora. Bellissimo, bellissimo. Anni 70, carissimo. Guarda che roba. Carissima. Questa sì che è una ballerina. No, non sono una ballerina. Ah, non sei una ballerina? No, tu sei un ballerino, immagino. Io sono un avventore del locale. Un avventore del locale. Avventore, sì, questa sera siamo qua tra amici. Siamo venuti in questo bellissimo posto. Finalmente dopo 6 mesi è tornato e speriamo ritorni tra altri 6 mesi, no? Perché mi sta puntando sto faro in faccia su questo? Per illuminarti. Perché sei una stella come i tuoi occhiali. Che carina.